L'amministratore di sostegno è una figura innovativa introdotta qualche anno fa nell'ordinamento giuridico, la quale vuole appunto prevedere l'istituzione di una figura come l'amministratore che vada a sostenere, quindi a integrare le capacità residue delle persone che hanno problemi nella capacità di intendere, di volere. Nel passato invece queste persone venivano private della possibilità di tutte le facoltà residue, quindi venivano attribuite le decisioni in merito alla loro persona a altre figure con istituti dell'interdizione e della inabilità. E oggigiorno invece con l'amministratore di sostegno si recupera il valore della persona, si va a guardare una persona che non si dichiara subito interdetta, a meno che sono situazioni diciamo estreme, si cerca di recuperare quelle facoltà, quelle capacità residue che sono proprie di ogni cittadino, e quindi è una figura che è molto importante perché dà dignità alle persone e cerca di supportare più che sostituire la persona nella propria capacità di agire. E noi come Regione Veneto abbiamo voluto quindi attivarci da subito nell'applicare insieme appunto ai tribunali, insieme alla rete dei servizi sociali, l'applicazione di questa norma, e cercando di lavorare per creare anche delle figure professionali ove i tribunali potessero quindi attingere nel nominare questi amministratori di sostegno. Abbiamo fatto una serie di iniziative di carattere formativo e informativo, abbiamo cercato di mettere insieme una commissione, un gruppo di lavoro che coinvolga soprattutto il mondo della giustizia, quindi dei tribunali. Abbiamo creato un albo, anche se non è obbligatorio attingere a questo albo, è una nomina da parte del giudice, dell'amministratore di sostegno, ma comunque abbiamo voluto creare un albo con soggetti che dopo aver seguito un corso formativo siano dichiarati idonei per poter assolvere questo importante ruolo. È una figura che noi abbiamo voluto non professionalizzata, fatta eccezione in situazioni particolari dove una figura sia chiamata ad aiutare persone con particolari patrimoni o relazioni aziendali da gestire, ma nella maggior parte dei casi per fare amministratore di sostegno occorre avere la buona volontà di aiutare persone che si trovano in un momento di difficoltà, in una situazione di difficoltà, e la cui capacità appunto di intendere, di volere e di agire ha bisogno di un supporto, di una figura di fiducia. L'amministratore di sostegno può essere individuato molto spesso all'interno dei parenti, degli amici, ma anche attraverso figure che fanno parte del mondo del volontariato, e qui diventa anche una forma di volontariato quella di rendersi disponibili ad aiutare altri cittadini che si trovano appunto in questo deficit di capacità decisionale.